stiamo facendo bene, la squadra sta prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi. È chiaro che contro un Est che si presentava con una classifica importante e con prestazioni importanti bisognava offrire il meglio di noi stessi e i ragazzi sono stati bravissimi a imporre un certo ritmo, un certo gioco che ci ha permesso di sbloccare già nel primo tempo una partita che sulla carta era difficilissima e dopo si è messa in una certa maniera e quindi siamo contenti per quello che abbiamo fatto. Ottima la prestazione sia di Aliu che di Radrezza, veramente l'abbiamo confermato anche altre volte, ma oggi forse più che mai anche come verb. Io credo che c'è una prestazione globale della squadra dove la squadra ha interpretato nel migliore dei modi la partita e quindi sotto questo punto di vista un allenatore non può essere che soddisfatto perché non sono solo singoli di alta qualità come hai citato tu, Radrezza e Aliu, ma c'è un contesto che ha giocato veramente con uno spirito e una piacevolezza che insomma per me che sono allenatore mi rende fiero e contento di allenare questi ragazzi. Perché quello che si vede in campo, cioè, si è visto in campo praticamente solo il campo d'Arsenal, qualche sprazzo, anche il gol dell'Est, forse una distrazione quando avevano già la partita in pugno, ma come gioco anche riesce a ruotare molto di più il campo d'Arsenal. Ma come ti dicevo, l'interpretazione della partita è stata eccezionale e quindi bisogna continuare su questa strada, non bisogna abbassare la guardia. E adesso guardiamo avanti perché la partita con l'Est va bene, ce la godiamo perché era una partita che temevamo per la capacità dell'Est, però adesso che ci siamo scrollati addosso anche questa partita dobbiamo affrontare le prossime partite con questa veemenza, con questa caparbietà, con questa capacità di interpretare la partita. Comunque mister, 7 vittorie nelle ultime 8, 4 gol al Mantova, 4 gol all'Est, sono numeri importanti complessivamente. Sì, sicuramente, questo ci rende felici, i ragazzi stanno lavorando bene, ci sono attaccanti di assoluto valore, una squadra che interpreta in tutto per tutto quello che è lo spirito. Mi è piaciuto il pressing asfissiante fatto negli avversari, per me questa è stata una cosa molto importante, ma poi anche la qualità e l'interpretazione degli esterni come Ndoi, come Caporali che si inserivano. Ci sono tante cose positive che fanno sì che questa partita sia incanalata nella maniera giusta. Basta, però bisogna continuare, questo è il messaggio che mando alla squadra, perché solo così possiamo essere protagonisti come lo stiamo facendo adesso per il proseguo del campionato.